Eccoci, sindaco che risponde, la puntata di tutti i martedì sera dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Vi ricordo che martedì prossimo è l'unico martedì che non ci saremo per via dell'evento che faremo al Teatro Verdi. Poi alla fine della puntata manderemo in promo di nuovo, dove attendiamo davvero molte persone perché il ricavato sarà devoluto all'Olus l'isola che c'è, quindi venite per cortesia perché daremo una mano a questa Olus. I numeri per interagire: andiamo con la grafica per chiamare 049 80 77753 345 33 411 71 per mandare i messaggi. Il sindaco risponde @gruppo.com. Prima ho ringraziato tutti, ho salutato tutti in redazione, mi sono dimenticato di salutare Lucian e Claudio in regia che stanno facendo un gran lavoro. C'è la telefonata, la Wanda Perizzari che ci ha chiamato, dovremmo averla già collegata. Buonasera Wanda. Buonasera dottor Borile, sono qui, pronta. Pronta, prego, il sindaco è a sua disposizione. Buonasera. Buonasera signor sindaco. Di solito in consiglio siamo a lei, ma siamo sempre fuori. Buonasera signor sindaco. Dimmi tutto. Se riusciamo, Wanda scusa, se riusciamo o il collegamento si tira bene o rimanere vicino alla cornetta perché sentiamo male o il telefono, proviamo. Sì, ci sono, mi sentite? Prego. Sì, benissimo. Signor sindaco, mi scusi, io ho ascoltato la risposta che lei ha dato al dottor Borile per quanto riguarda il problema del parcheggio Brandina. Lei lo sa perché sono 20 anni che andiamo avanti con questo progetto, lei sa bene che è un problema che mi tocca molto da vicino. Io ho fatto, dopo mesi, dopo 3 anni di gratuità, chiaramente si sapeva che sarebbe stato messo a pagamento, però mettere un parcheggio in quelle condizioni in cui c'è ancora quando piove senza illuminazione, senza pavimentazione, mettere così di punto in bianco, signor sindaco, da essere gratuito a mettere €1,40 è stato veramente un colpo basso per tutti quanti, nessuno se lo aspettava. Quindi io ho fatto una mozione, non perché me la sia sognata io, ma perché mi è stata dettata da residenti, commercianti, operatori che lavorano in centro storico. Ho fatto proprio una mozione per chiedere innanzitutto una revisione totale di quelle che sono le tariffe e poi farla proprio a ridosso del Natale. È stata veramente una carognata, signor sindaco. Potevate almeno aspettare che passassero le feste di Natale. Siamo in condizioni gravissime per quanto riguarda l'economia. Lei lo sa bene, veniamo da 3 anni di chiusura forzata per il Covid e lei si ammazza così. La gente non viene, ma non è che... Allora, io ho sentito l'assessore Ragona che diceva, avete visto, anche lei stesso che diceva, stiamo facendo una prova per vedere chi è che lo usa, ma non è così che si fa, signor sindaco. Non è che il parcheggio sia semideserto come io ho dimostrato nel mio video che ho girato proprio 3 giorni fa. Non è un deserto perché nessuno lo vuole utilizzare, nessuno lo utilizza perché è troppo caro, ma lei sta aspettando. Però Wanda, ora che dal parcheggio, scusi, rientriamo in studio, chiedo regia. Wanda, adesso il sindaco ti risponderà, ci diamo del tu perché poi la Wanda è una delle persone simpaticissime della città e quindi la saluto e la vedo anche per strada e la saluto sempre molto volentieri. Però Wanda, ho saputo io, perché abbiamo fatto molti servizi di quel parcheggio anche per merito vostro e per merito di tant'altro, ho saputo che in quel parcheggio parcheggiavano quando era gratuitamente molti residenti di Corso Milano, non di chi andava in centro a fare gli acquisti come dice lei, ma moltissimi, perché sapendo che era gratuito parcheggiavano la sera, andavano a riprendere anche un giorno dopo, perché visto che era gratuito la mettevano in maniera anche esagerata, in modo tale che se che voleva acquistare andare in centro a Padova non trovava lo spazio, perché c'erano proprio i residenti che, visto l'opportunità che era gratuito, parcheggiavano lì, e quindi anche questa non è una bella cosa, detto tra me e lei. Ma comunque no, scusi, permesso per no, se parlato voi due fate parte. Volevo premettere una cosa, sindaco, un attimo. Allora, questo fatto l'ho denunciato io 3 volte, perché io alle 7 della mattina più di qualche volta sono andata a fotografare le auto che giacevano lì da tutta la notte. Ci sarebbe stato un sistema per evitare questo, io l'avevo già detto, l'avevo già denunciato. Allora, quello doveva finire, però c'è un sistema per farlo, si doveva mettere insomma qualcosa, non sono io che dovevo pensare che cosa fare, ma si poteva fare. Certo. Allora, non è che per penalizzare alcuni che approfittavano di quel fatto lì si deve penalizzare tutto il resto, Giorgio. Certo Wanda, vabbè, era una mia considerazione perché abbiamo fatto i servizi, però le risponde il sindaco.
Risponde il Certo. sindaco Wanda, risponde il sindaco. Grazie. Allora, è vero, il parcheggio va illuminato meglio e penso sia stato fatto in questi giorni proprio. È vero che non è molto gradevole, nel senso quando piove sono pozze d'acqua. È vero che stiamo cercando di capire come fare meglio. C'è varie ipotesi. Siamo adeguati alle tariffe di Corso Milano per non fare differenziazione. Può essere giusto, può essere sbagliato. Purtroppo sotto l'aspetto dell'economia del centro di Padova non cambia che sia un metro, ovviamente ognuno ha la sua opinione, 1,40 €, 1,20 €. Chiaramente se era gratis funziona meglio, ma gratis non è più possibile fare. Ricordo che era gratuito solo perché non era nostro. Parcheggi gratuiti, ovviamente, bisogna capire un attimo il problema. Cercare di capirla in maniera totale. Bisogna capire il problema dei parcheggi a Padova. A tutti quanti piacerebbe far sì che Piazza di Insurrezione fosse libera, anche a me. Prova in fuori il problema, non c'è più parcheggio in centro. Bisogna trovare un equilibrio perché vada bene per tutti quanti. Può essere che 1,40 € sia troppo, può essere. Per quello stiamo capendo, sperimentando. Quindi si può anche non è che vogliamo il Natale si può anche abbassare il prezzo. Può essere, ma stiamo sperimentando. Quando capiamo le cose, troviamo una soluzione. Quindi Wanda può essere che ha abbassato quel prezzo. Può essere. Ma scusi, ma sì, no. No, è che possiamo fare però... Ma sindaco, mi scusi, ma lo sapevamo tutti. Poi devo chiudere, Wanda, perché ho un'altra telefonata e ho molti messaggi, devo accontentare tutti i cittadini. Grazie. Grazie a Wanda Pellizzari, abbiamo un'altra telefonata, è già la terza volta che la regia me la mette, sentiamo se non ha chiuso. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, buonasera, sono Michele e chiamo da quartiere Mortise. Prego Michele. In particolare volevo fare una richiesta al signor sindaco in riferimento a via Domenico 40, che è una via che è chiusa tra la SR 308, l'autostrada e le ferrovie. È dal 1997 che abbiamo fatto la richiesta per avere le barriere antirumore sopra la SR 308. Ho invitato anche la segreteria del vice sindaco e anche il vice sindaco che conoscono il problema annoso, che appunto è partito dal 97 circa, di poter mettere rimedio con queste barriere. Chiedo anche a lei, signor sindaco, una risposta, visto che parte è di competenza del comune e parte di Veneto Autostrade, così come mi è stato spiegato. E le chiedevo se era possibile mettere fine, poi se ha voglia e tempo può fare un sopralluogo e si renderà conto dell'alto tasso di rumore che anche l'ARPA aveva misurato, e più di questo sinceramente è stato quello che abbiamo fatto in questi anni per cercare di portare all'attenzione del comune, che già conosceva il problema, per chiuderlo definitivamente. La ringrazio. Ma avete fatto la domanda anche a Veneto Autostrade di questa richiesta? Sì, diciamo che ha preso contatto la segreteria del vice sindaco e il vice sindaco, che fatalità abita in zona, e mi hanno detto che ha preso contatto loro per avere un incontro e fare un piano di spesa per realizzare le barriere. Grazie Michele, la risposta allora, del sindaco. se Veneto Strade, ovviamente vuol dire regione, non possiamo fare i lavori per la regione o per qualsiasi altro ente. Di conseguenza, il problema non lo conosco nello specifico, però parlerò con il vice sindaco, ma se è una strada regionale, deve fare la regione, non c'è alternativa, noi non possiamo fare nulla, possiamo solo sollecitare, far sì che facciano, ma non fare. Mai. Perfetto. E danno erariale, purtroppo. Altra telefonata, sentiamola, pronto, buonasera. Però mi interessano. Certo. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Nadia e parlo da Padova Che e zona? parlo dalla Madonna Pellegrina. Prego signora Nadia. Signor Sindaco, buonasera, è Buonasera. un onore poter parlare con lei dal momento che è tanto indafarato. La risposta che ha dato prima lei, che per il decoro della città bisogna tenerlo ognuno di noi proprio perché è giusto, perché siamo patrimonio dell'UNESCO e deve essere da Palazzo Moroni anche alle periferie. Quindi Ovviamente. se qualcuno non
non è all'altezza. Lei ha appena detto che usa i vigili e dà le multe. Certo. Allora, per piacere, quando magari un cittadino ha bisogno e chiede, io vorrei parlare con lei, se è possibile, da persona civile, perché non mi piace spopolare in televisione per la privacy di tutti. Signor Sindaco, se lei mi dà udienza mi sento onorata e la ringrazio di venire in questa televisione. Per me è la prima volta che lo vedo e mi sento veramente felice, anche perché sono una cittadina ad hoc, invalida al 100%, e quindi credo di avere anche diritto un po' di rispetto. Parlo tante volte con la banda Pellizzari, che quando è in piazza ha un bossolo di gente. Comunque, signor Sindaco, domani se telefono posso avere appuntamento? Io la chiamo dopodomani, signor. No, domani, perché è festa domani, non sono gli uffici aperti. No, domani è festa. Io sono a disposizione, perché in centro ci vengo sempre, perché io sono nata all'università, adesso sto nelle caverne, ma sono nata all'università. Ecco, Sindaco, la chiamerà giovedì. La chiamo dopodomani, signor. La ringrazio, dottor Giordani, e le auguro tante belle cose. Grazie a lei, buona Grazie. serata. Messaggi, andiamo con i messaggi. Dennis. Sono Angelo, abito in via Roncon. Dopo il cimitero la strada è tutta a buche. Io che vado in bicicletta, le buche sono pericolose. Il cimitero? Sarà il cimitero maggiore, presumo, perché non conosco la via della... No, via Roncon, dopo il cimitero maggiore. Non conosco, sì. Non conosco. Che cimitero è? Magari chiediamo a questo telespettatore, scriviamo la via Roncon, se magari mi sapete dire, Elisabetta o Denis, dov'è sta via Roncon a Padova, così poi glielo chiediamo al sindaco in diretta. Andiamo con l'altro messaggio. Dalla chiesa di Santa Giustina si trova un divieto riservato a bus e taxi, perché transitano tutti, non ho mai visto un vigile. Quando sanzioniamo vuol dire che vogliamo incassare soldi, siamo sanzionatori in confronti dei cittadini. È vero, però passano pochissime persone. Obiettivamente, so perfettamente dov'è, vedo anch'io, passo spesso volentieri da quelle parti, però insomma, non è che passa tanta gente, anche perché è un po' pericolosa, francamente, è molto stretta. Bene, andiamo in modo... stava terminando, mi scusi. No, quando mettiamo multe, non è possibile mettere multe, non possiamo andare avanti di questa maniera. Quando non mettiamo multe, perché non mettete multe? Ovviamente cerchiamo di fare il possibile. La polizia locale si dà molto da fare, vi garantisco. Sono 300 persone, tutta la città, che lavorano a turni, ovviamente. Di conseguenza loro danno il massimo, devo dire, obiettivamente. Però è impossibile essere in ogni incrocio, in ogni rondò, in ogni posto. Per cui di conseguenza facciamo il massimo, e devo dire che la polizia locale sta anche lavorando molto bene, francamente. Certo, altro messaggio. Sì, terzo messaggio di questa serie. Da molto tempo la città è piena di scritte scarabocchi di ogni genere in ogni luogo. Urbs Picta non fa una bella immagine, tutt'altro. Il comune, si sa, lavora in questo, ma deve fare di più. Grazie, Giovanni. Questo è un cruccio che ho da 4 anni e mezzo. Allora, ripeto per l'ennesima volta, c'è un problema di competenze. Se è un bene pubblico, possiamo metterlo a posto. Se è un bene privato non possiamo farci nulla, nel senso, se no è danno erariale. Di conseguenza possiamo solo invitare i cittadini a metterlo a posto. Se è un patrimonio pubblico, se è protetto sovrintendenza, bisogna fare un iter particolare. Anche a me dà molto fastidio, molto fastidio. Se sono scritte offensive, cerchiamo di pulire immediatamente, e la legge lo consente. Se sono
altre cose facciamo molta fatica. Ha ragione però, anche a me dà un fastidio tremendo delle Però palla sporcata. possiamo orientare in studio, chiedo alla regia gentilmente che abbiamo un altro messaggio. Le faccio una domanda, Sindaco, se io ho la casa mia privata e passano dei ragazzi che si mettono col pennarello, io ogni volta devo pagare di tasca mia, Sì. oppure cosa fa? Li prendo per il copino, tanto se li chiamo i carabinieri non si dà nulla per un segno, cioè non è che sia tutelato io cittadino di questo, È così, perché non lei è così, quindi cosa faccio? Fa una denuncia ai carabinieri se non No, c'è soluzione. no, una domanda, denuncio i carabinieri, però il segno rimane, devo Certamente ripulire. sì, è privato, E lo pulisco io la prima volta. e anche la seconda, la terza e la quarta. La quarta Nel senso, lì. perché Sempre è una colpa mia, non è colpa, è una proprietà privata. Sì, ma ho capito, però se passa uno della strada cosa devo fare? Sta attento che non c'è soluzione, non c'è ho soluzione. capito, no, lei ha ragione, non c'è soluzione, non c'è però soluzione. ha ragione anche il cittadino che... Ma ho ragione anch'io come sindaco, mi dà fastidio tremendo avere la città sporca e nel contempo non posso fare nulla Certo. perché è privato, non posso. No, lei no, L'amministratore pubblico non può fare nulla per i privati, mi spiego meglio. Sindaco, Sia il solito siepe, pulizia, posso solo fare l'ordinanza, dire tu privato pulisci la tua parte, ma non possiamo farla noi, non c'è Però soluzione. allora, come si dice, preso e bastonato, non lei, ho capito che si non può fare nulla, però io le sto chiedendo, io cittadino, si mette ai panni miei, il comune non può fare nulla perché è casa privata, ho capito, però io cittadino mi scrivono sul muro, lo pulisco, spendo soldi per pulirlo, lo ripulisco e vado avanti così tutta una vita, cioè Sì. non è bello, ma arrabbierei anch'io da cittadino. No, se le telecamere vedo qualcuno, identifico qualcuno, Allora, perfetto, sì, è o il stato polizia chiaro. locale, carabinieri, Mi dicono ovviamente di sì, se no non c'è soluzione. Abbiamo altri messaggi, Dennis? Sì, abbiamo un quarto messaggio, dopodiché torniamo su Via Roncon che eravamo appunto ancora in non so. attesa Perfetto. di Allora, l'ultimo spiegare. messaggio rapido, mamma mia è lunghissimo questo, vai. Gentilissimo Sindaco, proprio oggi pomeriggio ho assistito a una bellissima scena, erano circa le 17:30, via Gattamelata, traffico super, macchine parcheggiate davanti allo IOV e autoambulanza, Croce Verde, sirene spiegate, ferma perché non esisteva spazio sufficiente per passare, nonostante gli automobilisti cercavano di spostarsi ma appunto non c'era spazio. E allora ci chiedono insomma se è cosa giusta. No, non è giusta. Abbiamo fatto i parcheggi, penso non è un problema di parcheggi, però è un problema di coda, di traffico. Sì, però lì c'era un doppio senso, con i parcheggi è diventato un senso solo, capito? Allora lui dice la strada è più stretta. Quando non c'erano i parcheggi... No, è giusto, no, è giusto il suo Mettiamoci ragionamento. No, è giusto il suo ragionamento, però io sto spiegando che il telespettatore dice c'è una corsia, l'ambulanza arriva, non trova spazio. Prima si lamentavano, poi non I c'era il cittadini parcheggio. poi è domani difficile. si spostano, vedo molto spesso anche a me, ci spostiamo tutti quanti, facciamo per passare l'ambulanza. Ricordo che quando non c'erano i parcheggi, Ha dice, ragione. allora, perché non ci sono i parcheggi davanti allo IO? O meglio, non ci sono, di conseguenza la polizia locale delle multe. Perché ragione. delle multe? È vero, ha ragione. No, era solo un chiarimento sul messaggio. Però, ha ragione lei. Ha ragione lei. non voglio avere ragione, dico, bisogna, di solito vedo sarà traffico, ovviamente quello rarà, questo è il problema di base. È una strada trafficata. È una strada quella molto rotonda, trafficata, molto non è un problema di trafficata. parcheggio, è una strada molto trafficata. È vero. Dennis, Via Roncon abbiamo trovato dov'è? Sì, adesso vi facciamo anche vedere, è a Salboro sostanzialmente, quindi si parla del cimitero, era la laterale del cimitero. Salvoro Posso solo interessarmi, non conosco. non conosce, si interessa il sindaco, non conosce Via Roncon, che è il cimitero Via Roncon di Salvoro, che è un po' impegnativo, per il sindaco non può conoscere. Va bene, mi dicono che siamo in chiusura, allora ce ne sono ancora, mi dice... Però una cosa, ho approfittato del bravo pubblicitario. Devo chiudere. Perché, ho capito, solo un secondo, quando mi hanno chiesto i bambini vanno a fare l'educazione fisica alle 8:30 alla mattina, è presto, mi sono informato, scuola Vivaldi Moro, è vero, però abbiamo offerto un'alternativa in parrocchia, ha detto che era troppo piccola, stiamo cercando di risolvere il problema, anche secondo me 8:30 a fare ginnastica non è proprio il massimo. Perfetto, dovrò fare 2 ore di trasmissione, perché davvero mi dicono chiudere, però prima il promo dello spettacolo di martedì al Teatro Verdi, dedicato ovviamente a Robby Facchinetti e all'orchestra di Diego Basso. L'incasso sarà interamente devoluto all'Isola che c'è, una onlus che aiuta, anzi che cura i bambini non guaribili. Vediamolo.
Dobbiamo riempire il teatro per questi bambini, i costi, potete prenotare i biglietti online o andando direttamente al Verdi, i costi platea 40, palchi 30, gradinata 20, dunque costi accessibili, tutto lo ripeto per l'ennesima volta, il ricavato sarà devoluto interamente all'isola che c'è un onlus che segue i bambini non guaribili. Grazie Sindaco Giordani. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, buona serata e buona continuazione dei programmi di TV7.